Attenti conosciamo a lui. Ora ve lo presento. Siamo qui e colgo l'occasione per ringraziarvi scusarmi per l'ora, ma abbiamo allenamento tra mezz'ora, non possiamo fare diverso. Per presentarvi quello che è un nuovo acquisto per la stagione sportiva 2012-2013. Giocatore Andrea Tarantino, giocatore proveniente da questa serie B, giocatore che ha dei trascorsi che non so che ve lo stia a presentare, dei trascorsi importanti a livello di B, quindi per noi è un po', diciamo, devo fare tutti i miei complimenti all'area tecnica che rappresenta questa società, perché veramente non è stato semplice. Tanto qui comunque è una persona che noi riteniamo fondamentale a quello che è il gioco che può fare il mister e a quello che è la sua forza, la sua esperienza a livello di gruppo e di esempio per tutti molti giovani che adesso. E questo è lo spirito con cui abbiamo concluso l'operazione. Ora lasciarvi lo spazio per le tue parole. Accordo annuale, contratto. Accordo biennale. Accordo biennale perché per noi rappresenta non un punto di arrivo ma di partenza. Quindi è chiaro che sacrifici, come voi sapete, grosse spese non ne possiamo fare, quindi devo dare veramente merito, ripeto, all'area tecnica che si sta muovendo in maniera molto accorta su quello che nel rispetto del budget e degli equilibri per fare una squadra comunque competitiva per la piazza e per l'importanza della piazza dove siamo. Quindi è chiaro che oltre alla mia conoscenza personale sua a livello di atleta, quindi sapendo e ringraziando anche il lavoro che ha fatto il suo procuratore, che hanno fatto tutti questa strategia, stanno andando avanti a circa 2 mesi, quindi non è giorno. Quindi oggi l'abbiamo conclusa e sono veramente soddisfatto e penso che poi lui ci risponderà sul campo come vi vado a fare, perché questo ha sempre fatto negli anni, quindi presumo senz'altro che lo faccia col massimo impegno che qui. Ora lascio la parola a lui, poi siamo disposti, poi dobbiamo fare le eventuali domande. Innanzitutto ringrazio il direttore per le pratiche del buon nei miei confronti, sono lusingata. Sono contento di affrontare questa nuova esperienza con una società ambiziosa come il Treviso, anche perché ha un passato importante e come ha detto il direttore è stata una trattativa lunga, però anche perché è stressante, è stato un tiro e molla, però alla fine ho accettato, come ho detto, questa nuova esperienza perché innanzitutto ho visto la convinzione da parte della società nel volere a tutti i costi qui a Treviso. È una cosa che mi lusita perché hanno dimostrato davvero di puntare tutti i miei soprattutto a livello umano e poi a livello calcistico. Quindi, come ho detto prima, sono lusitato di poter dare una mano a questa società e a questa squadra. Treviso ha dovuto vincere la concorrenza anche di altri club, immagino così. Sì, c'erano, il direttore ne è corrente, c'era il Latina, c'era la Salernitana, la Pipino e tra virgolette devo chiedere anche scusa perché ho fatto anche aspettare anche troppo, ma non per questo, per mancanza di rispetto nei loro confronti o per altro, perché in queste società con cui ho citato c'erano anche altre persone con cui ho avuto rapporti sia umani che calcistici, quindi c'erano delle date di rincorso, però come ho detto poi alla fine c'erano cose che non stavano bene, qui bene o male non è una questione economica, ho sposato il progetto perché se fosse stata una questione economica se n'è andata da qualche altra parte. Qui è un ambiente importante, come ho detto prima, una società che ha avuto un grosso passato, quindi io mi ricordo il Treviso in Serie B
conosci benissimo il modulo e quello che ti chiederà Maurizio ovviamente. Sì, ma è 10 anni che gioco con il 3-4-3 o 4-3-3, quindi è un modulo che mi si addice alle mie qualità e ripeto, ora non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare con la squadra e anche perché c'entro poco ad ambientarmi negli schemi che conosco il mister, cosa vuole e cosa esige in campo, quindi è solo questione di 1 o 2 settimane. Avrai anche tra virgolette questo ruolo di chioccia in un gruppo comunque relativamente. Ma è una cosa che mi lusinga, cioè le responsabilità non mi spaventano. Un esempio che ti ho. Le responsabilità non mi spaventano, se ripeto, ho scelto anche di venire qui in una squadra giovane perché ho ancora stimolo, voglia di dare con la mia piccola esperienza che ho, di mettere a disposizione della squadra e di essere, lo sono sempre stato e voglio continuare ad essere uno spogliatoio, perché sono fatto una grande squadra quindi spero, come ho detto, e ribadisco ancora di poter dare un grosso contributo a questa squadra. Possiamo definire una punta esterna, sinistra? Non sono sinistro, ma ho sempre giocato a piedi una punta esterna, una seconda punta. Quindi nei 3 d'attacco tu giochi sulla fascia A destra. destra. Perché si vede entrare e tirare di sinistra. Sempre così, no? Ma Spesso spesso perché negli ultimi anni tutti gli allenatori che mi hanno utilizzato mi hanno sempre fatto giocare a piede, hanno sempre utilizzato gli esterni a piede invertito. tu sei sinistro. Io sono sinistro. E ti trovi meglio a destra? No? Cioè, Sì, perché a destra sì, sono perché ho più visuale, cioè venendo all'interno ho più visione della porta, poi posso andare all'interno che sull'esterno anche con destra, invece ho giocato di là, essendo sinistro, devi solo fare. andrei quasi sempre sul sinistro, diventerei più credibile. Possiamo dire, direttore, che con questo acquisto il reparto è a posto? Non si sa mai. Ora, diciamo che il mercato in entrata è quasi chiuso, il mercato in uscita è ancora aperto. Ma quei 4-5 giocatori che aveva chiesto Maurizio fino all'altro giorno. Qui sono i 4-5. Non so, lui aveva chiesto, cioè, si aspettava ancora da qui a fine Allora, agosto. Picone è arrivato. No, ma dopo tutti questi, prima di lui 4-5 ne aveva chiesto. Picone fa parte. Prima di Sorrento. Picone infatti è arrivato oggi. Tarantino non lo so, vale per 2-3. Quindi i conti direi che già tornano. Però vi dico che non siamo in una fase molto chiara, così ve la spiego con una chiarezza estrema, come sempre. Allora, a oggi il mercato di entrata è chiuso. Il mercato di uscita è aperto. Quindi, se qualche uscita ci permette di fare qualche altra entrata, ben felici. Però, siccome a differenza di voi non c'era nessuno, ma io c'ero contro il Sorrento, vi posso dire che la squadra, e qui devo fare dei complimenti che non ho fatto, li faccio così, da uno che non è un imprenditore soprattutto per voi, ma uno spettatore. Devo dire che ho visto una squadra che ha tenuto la palla, che ha giocato contro un'altra squadra di là con un budget stratosferico che è stata messa in grosse difficoltà. Poi è chiaro che con questo mancava, cioè con tutto questo non vuol dire niente, però vuol dire che comunque abbiamo un gruppo di giovani dove il settore, l'area tecnica di questa società ha lavorato molto bene, perché ha trovato dei giovani con voglia di giocare, entusiasmo e anche bravini, che non mi piace mai dire bravi. Quindi è chiaro che in questo contesto, vista la squadra, poi mi insegna, è molto più semplice lavorare e capire poi dove sono le cose. Quindi questo è quello che stiamo facendo in questo momento. E a questo punto abbiamo costruito, c'è qualcosa, c'è una squadra che gioca con i suoi schemi, con la sua forza, dove dovremo operare degli innesti e dei ritocchi. Senz'altro speravamo tanto che potevamo arrivare a lui, voglio dire, perché coniugava le aspettative di tutti, e il desiderio del mister, e il desiderio del sottoscritto, e il desiderio dell'area tecnica, e
è il desiderio del Presidente, è il desiderio, cioè di chiunque. Cioè, voglio dire, noi è il primo nome che abbiamo fatto. Quindi è chiaro che per noi oggi è una giornata molto di soddisfazione e spero che poi lo sia e per lui e per tutti gli sportivi. E quel Migliolini, Gianluca, firmato, era con voi, no? È un po' di tempo. Quello che si sta allenando su, Sì. questo è È un buon giocatore. Migliorini, attualmente non so. Per quanto riguarda la difesa, si può dire che avete fatto una scelta in forse un secondo sacrificio puntando alla conferma di Girolamo rispetto ad altri elementi che si erano visti anche solo un Garone, Ci sono altre Belotti ad esempio. no, non c'è più. Voglio dire, la scelta adesso Sì. non c'è. In uscita chi c'è? Di quelli che conosciamo del gruppo. Quelli che conosciamo, per me quelli che sono del gruppo sono tutti quelli che ora sono lì, al di là di quelli che conoscete o non conoscete. Chi può partire che sono dei giocatori? Ma senti, è una valutazione che stiamo facendo, per cui non mi fa dire niente, è una poi che spetta molto più la tecnica. A me senz'altro è una valutazione che stiamo facendo, senz'altro ci può essere, poi vediamo, insomma, se nel mercato che del 31 voglio dire, siamo comunque tutti abbastanza vigili alla finestra da capire se c'è operazioni di entrata e uscita che possono migliorare la squadra. Comunque dovete sportive, diciamo. Quanti siete adesso? Quanti giocatori siete? Non lo restringi a me, lo sai. Come dici, come quelli che devo svoltire, Hai detto tu. Ho detto che siamo In uscita, 23 giocatori. 23 giocatori. E per il campionato la stagione quanti ne saranno questi, diciamo, il numero? A oggi sono questi. Oggi, tu fate conto che oggi siamo arrivati. Penso che poi è chiaro che tu detto in questo, poi come tutte le cose puoi modificare. Puoi pensare che sia meglio mandare uscita uno e mettere dentro un altro, però diciamo che oggi noi Meno di 23 fare la stagione non è possibile. Quindi diciamo che oggi ci siamo. Ora vediamo se c'è delle cose che ci può interessare fare più o meno. Tutto lì. cambiare delle pedine, insomma. Ma il numero è quello, giusto? Il numero è questo. Basta. 6 gol e d'oro, 6 punti della rete, anche ti piace fare gol, no? Sì. Cioè, non è che faccio delle buone camminate, il massimo che faccio sono state 12 ma i miei 5-6 gol a campionato sono sempre quasi fatti. Mi auguro di farne di più. Comunque sono uno che predilige mettere in posizione soprattutto la punta centrale. Posto? Diciamo che per il